Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Emergenza idrica a Cosenza e Rende, l'assessore Caruso ai nostri microfoni rassicura, domani tornerà tutto alla normalità nella città dei Bruzzi. Acque Potabili fa sapere che il problema anche a Rende è nella riduzione della portata delle sorgenti. Si torna a parlare della diga dell'Esaro, riunione tecnico-operativa alla Cittadella, Oliverio, andiamo avanti. Interdetto per 8 mesi dai pubblici uffici un impiegato amministrativo che a Corigliano Rossano falsificava le graduatorie di personale docente ATA per favorire parenti e amici. Un traffico illecito di rifiuti speciali sgominato dai carabinieri in Calabria, 2 aziende sequestrate a Siderno. Si è insediato il nuovo consiglio provinciale di Vibo, il neopresidente Solano traccia le linee guida dell'ente. Al Rendano sul sipario per l'inizio della stagione di prosa, la prima ha visto in scena Gianfranco D'Angelo, Marisa Laurito, Barbara Boucher e Corinne Clery. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura all'emergenza idrica nell'area urbana, tantissime le telefonate giunte alla nostra redazione. Cominciamo da Cosenza perché c'è una buona notizia. L'assessore Caruso oggi ai nostri microfoni rassicura i cittadini e dice da domani tutto torna alla normalità. Vediamo. Emergenza idrica a Cosenza, i rubinetti a secco da giorni e disagi per tante famiglie in alcune zone della città. Oggi siamo andati su Collina Muoio dove ha sede l'acquedotto Merone. Al microfono di Gianluca Pasqua l'assessore comunale Francesco Caruso ha rassicurato i cittadini. La condizione di disponibilità idrica già in queste ore sta migliorando, per domani mattina prevediamo ulteriori miglioramenti e in definitiva una condizione che torna alla normalizzazione, alla regolarità. Il dialogo con Sorical non è stato vano ma ha prodotto risultati. Siamo riusciti a ottenere attraverso il dialogo tramite i nostri servizi idrici la garanzia di quanto era stato già concordato preventivamente rispetto a una prospettata situazione di criticità, e cioè l'adduzione di almeno 130 litri al secondo proprio qui al Merone dal serbatoio principale di Cozzomuoio gestito dalla Sorical, che ci consente anche con difficoltà però di mantenere quelle manovre che fino a qualche tempo fa ci garantivano comunque una distribuzione equa sulla città nelle ore diurne dalle 7 del mattino fino alle 8 di sera. Ma cosa è successo? Il problema principale che abbiamo risentito in questi giorni passati è stato proprio, e lo abbiamo registrato attraverso le nostre misurazioni, i nostri dati con certificazioni di strumenti tarati, è stata proprio la riduzione drastica in alcune ore della giornata, che sono quelle utili, di una portata che seppur ridotta era stata concordata preventivamente con Sorical. Quindi nonostante gli sforzi non siamo riusciti a garantire l'equilibrio della rete. Per capire meglio la causa della carenza d'acqua siamo entrati nella struttura e visualizzato i contatori. A sinistra abbiamo l'acquedotto del Merone, che è un acquedotto di gestione comunale, in questo momento sta alimentando le vasche per 50 litri al secondo. A destra abbiamo l'alimentazione che proviene dalla Sorical, acquedotto del Bufalo e anche acquedotto dell'Abate Marco, per il tramite del serbatoio principale Cozzomuoio gestito dalla stessa Sorical. In questo momento sta erogando 11 litri al secondo. Ora, per noi chiaramente è un'erogazione molto limitata, però per noi è importante e fondamentale che nelle ore diurne che vanno dalle 6 alle 12 avvenga un'erogazione di 130-140 litri al secondo, così come è avvenuta stamattina. Ecco perché questo evento mi lascia ben sperare per un recupero del riequilibrio della rete di distribuzione idrica. La situazione è ancora difficile a Rende. Acque Potabili sottolinea che il problema è da addebitare alla riduzione della portata delle sorgenti. Vediamo.
Ancora rubinetti a secco in molti quartieri di Cosenza e Rende. Il prezioso liquido arriva nelle case poche ore al giorno e così si riempiono taniche e bacinelle per fare scorta. I cittadini sono esasperati per una situazione che va avanti da diversi giorni. Ma perché manca l'acqua? Colpa delle reti colabrodo? Di manovre sbagliate? Ecco la spiegazione di Acque Potabili, la società che gestisce il servizio idrico integrato a Rende, Castrolibero, Luzzi, Altilia, Aiello Calabro e di Pignano. Questo è un periodo particolare dell'anno perché ottobre, novembre e dicembre sono i mesi di massima magra delle sorgenti. Quest'anno in particolare si sta verificando un abbassamento delle portate delle sorgenti che vengono dal Pollino e che alimentano il grosso acquedotto Abate Marco, e che quindi in questo momento si sta avvertendo una diminuzione di circa 35-40 litri di acqua rispetto alla fornitura normale. Stiamo razionando l'acqua sui vari settori della città, alla Cepe, al Rogges, al Commenda, e stiamo cercando di distribuire equamente l'acqua, però come l'acqua non cammina facilmente nei tubi, nel senso che quando è poca si vanno a consumare, a svuotare quelle che sono le autoclavi, e questo poi produce uno scompenso nella rete e quindi i disagi aumentano, quindi proprio perché c'è carenza idrica. E ovviamente poi le zone che fisicamente ne soffrono di più sono le zone che sono poste più in alto, e allora noi siamo costretti a fare delle operazioni, delle manovre in rete in maniera tale che l'acqua rimanga più sopra possibile. Quindi il nostro servizio, il nostro lavoro in questo momento si decuplica rispetto alla normalità. Noi siamo in servizio dalle 5 di mattina fino alle 11, mezzanotte di sera, proprio per limitare i disagi alla popolazione. Riunione operativa a Catanzaro convocata dal governatore Oliverio per fare il punto sui lavori della diga dell'Esero, il più grande invaso della Calabria, che da anni attende di essere completata. Vediamo. Sarà finalmente completata la diga dell'Esero? Da tempo si parla di quella che per lungo tempo è stata considerata una grande incompiuta calabrese. I lavori sono fermi da oltre 10 anni, eppure l'opera, che si trova in una delle aree più belle e incontaminate della Calabria, sarebbe strategica sia sul piano occupazionale che nell'erogazione dell'acqua potabile e irrigua. La diga dell'Esero è il più grande e importante invaso della Calabria e riuscirebbe a risolvere il problema della carenza idrica sia di Cosenza città e dell'Interland che dell'area ionica sibarita. Se ne iniziò a parlare negli anni '80 e all'epoca si trovarono anche i fondi per finanziare l'opera e iniziare i lavori. In più di 30 anni sono stati spesi circa 500 milioni, adesso però tutto è fermo, ma nella lunga e tormentata vicenda si apre forse uno spiraglio. Va in questa direzione infatti la riunione operativa convocata a Catanzaro, al tavolo Regione, Sorical, i sindaci di Sant'Agata d'Esaro e di Malbito per fare il punto della situazione. Oliverio ha ribadito l'impegno della Regione per la ripresa dei lavori della diga. L'ente regionale ha attivato 2 milioni di finanziamenti previsti nel patto per la Calabria per ridefinire il progetto e rimettere in moto l'opera, che rappresenta anche la soluzione definitiva per l'approvvigionamento dell'acquedotto Abate Marco nei periodi di magra delle sorgenti. E così negli uffici della Presidenza un confronto sulla situazione attuale, sulle progettazioni delle opere di sbarramento, gallerie di derivazione, impianto di potabilizzazione. Nei prossimi giorni Sorical, d'intesa con la Regione e i sindaci, avvierà i lavori di riqualificazione del territorio delle aree di cantiere. Insomma, l'intenzione è quella di completare l'opera per offrire finalmente alla Calabria bacini, dighe per l'agricoltura, energia elettrica e soprattutto far arrivare sempre l'acqua nelle case. E i tempi? Beh, quelli al momento non si conoscono. A Varapodio adesso, dove anche la Corte Costituzionale ha dato ragione al sindaco nella vertenza contro il consorzio di bonifica. Vediamo.
Alla guerra infinita tra il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, e gli agricoltori della zona contro il consorzio di bonifica Tirreno-Reggino di Rosarno si aggiunge una novità. Dopo aver vinto vari round e una class action promossa dal comune di Varapodio, insieme ad oltre 50 agricoltori dell'area per cercare di porre fine alle vessazioni subite dai proprietari terrieri, ora il battagliero sindaco ha invitato gli agricoltori a presentarsi presso il palazzo municipale per firmare gli atti di autotutela contro gli abusi subiti in questi anni. Il riferimento è ai ruoli emessi dal consorzio di bonifica Tirreno-Reggino laddove non siano stati eseguite opere di bonifica e miglioramento fondiario. Il sostegno normativo a quest'ultima novità la dà l'ultima sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 19 ottobre, che stabilisce in modo inequivocabile, osserva Fazzolari, che le nostre battaglie contro il consorzio di bonifica erano sacrosante e nonostante le varie sentenze delle commissioni tributarie abbiano accolto i nostri ricorsi, gli amministratori del consorzio con arroganza e malversazione hanno continuato ad emettere ruoli esattoriali ed azioni coercitive in danno dei poveri agricoltori indifesi e sfruttati. Le nostre iniziative, prosegue il primo cittadino, hanno spinto la Suprema Corte a stabilire con assoluta certezza che i terreni agricoli che non hanno beneficiato di miglioramenti fondiari non devono pagare il tributo. Gli agricoltori che in passato sono stati costretti a pagare ora possono chiedere la restituzione delle somme degli ultimi 10 anni e per quelli che giustamente non hanno pagato possono chiedere l'annullamento dei ruoli unitamente a tutti gli atti coercitivi perpetrati in loro danno. Una sentenza che certamente farà giurisprudenza. La cronaca ci porta a Corigliano Rossano, nel Cosentino, dove un impiegato amministrativo di un istituto scolastico cittadino falsificava le graduatorie di personale docente ATA per le supplenze per favorire parenti e amici. Al vaglio degli inquirenti tutte le domande prese in carico dal funzionario scolastico che manometteva il sistema informatico per migliorare la propria posizione lavorativa e quella dei suoi congiunti. È stato interdetto 8 mesi dai pubblici uffici. Vediamo. Operava illecitamente sull'applicazione installata sul sistema informativo dell'istruzione che risultava determinante nella gestione delle domande relative alle graduatorie e alla formazione per favorire i propri congiunti oltre che se stesso, procurando intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali. Così un dipendente del Ministero dell'Istruzione in servizio presso l'ufficio del personale in un istituto scolastico nell'area di Corigliano Rossano, con qualifica di assistente amministrativo, è stato sospeso e interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di 8 mesi per il reato di abuso d'ufficio. L'uomo, che svolgeva tra l'altro mansioni afferenti alla formazione delle graduatorie di personale docente e ATA per supplenze nello svolgere i compiti relativi alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto seconda e terza fascia nel triennio 2017-2020, con più azioni esecutive nel medesimo disegno criminoso, ha omesso di astenersi in presenza di interesse proprio e di quello di congiunti, gestendo in maniera allegra le liste. Modificava e alterava i dati relativi alle graduatorie quali i punteggi, inserendo anche i titoli mai conseguiti, avvantaggiando così familiari o persone a lui vicine, in modo tale che questi potessero collocarsi in posizioni più favorevoli. In questo modo arrecava danno agli altri che per effetto di tali condotte si vedevano superare in graduatoria o si trovavano a concorrere con soggetti che non possedevano i requisiti previsti dalla legge. Sono al vaglio degli inquirenti tutte le istanze lavorate dall'uomo al fine di individuare altre posizioni alterate e per la formulazione di una corretta graduatoria, onde impedire che altre persone attendano invano di ricevere la chiamata all'insegnamento. La misura cautelare disposta dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari su richiesta del procuratore Facciolla è il risultato di un'attività di indagine di polizia giudiziaria condotta dal personale della Polizia di Stato, ufficio anticrimine, sotto la costante e attenta direzione del sostituto procuratore Luca Primicerio. Ancora cronaca, un traffico di rifiuti speciali scoperto nel Reggino, sequestrate 2 società, 38 le persone denunciate, la base operativa era a Siderno, il giro d'affari milionario. Vediamo.
La base operativa del traffico illecito di rifiuti speciali scoperto dai carabinieri era Siderno, con ramificazioni in tutto il Reggino, ma la filiera dell'illecito ha portato gli investigatori in tutta Italia. Il business era milionario. È scattata oggi l'operazione Dirty Iron, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, che ha consentito di individuare il fulcro dell'attività illecita, la Ferro Sud, dove giungevano quotidianamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali conferiti sia da ditte sia da soggetti privati. La Ferro Sud e la Loca Fer, entrambi di Siderno, sono state sequestrate. Dalle indagini è emerso che le due aziende, finite nel mirino degli inquirenti, smaltivano i materiali senza controlli né trattamenti. 38 sono le persone denunciate. L'indagine è stata avviata nel 2013. Gli ingenti quantitativi di rifiuti provenienti anche da raccoglitori ambulanti e da soggetti non autorizzati a svolgere attività di raccolta e trasporto venivano dunque conferiti alla ditta dietro corrispettivo in denaro quantificato in base alla tipologia e al peso del rifiuto consegnato, per poi essere destinate ad altri cicli produttivi senza subire alcun preliminare trattamento di recupero. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Beni per un valore di oltre 400.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Bologna a Ciriaco Luigi Carrozzino, 32 anni, di Cosenza, ritenuto dagli investigatori uno degli uomini di fiducia del boss dell''ndrangheta Nicola Femia. Il provvedimento di confisca a carico di Carrozzino, emesso dalla Corte d'Appello di Bologna, riguarda un appartamento a Lido Adriano in provincia di Ravenna e una Mercedes classe A, entrambi già sottoposti a sequestro preventivo. Nuova protesta degli ex operai addetti al verde pubblico del comune di Corigliano Rossano. Alcuni di loro questa mattina sono saliti sul tetto della scuola media Carlo Levi a Rossano e hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto per avere risposte concrete sul loro futuro occupazionale. Per ragioni di sicurezza, studenti e docenti dell'istituto non hanno potuto avviare le normali attività didattiche. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i carabinieri. Un cittadino italiano di origine algerina di 25 anni è stato arrestato dalla polizia a Crotone con l'accusa di aver compiuto una serie di furti dai distributori automatici nelle scuole e in uffici pubblici. Tutti i furti sono stati commessi nonostante l'uomo fosse sottoposto all'obbligo di firma. Oltre 370 kg di tonno rosso sotto misura e 460 di pesce di varie specie privo di tracciabilità sono stati sequestrati a Roseto Capo Spulico nell'ambito di un'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Guardia Costiere. Il pescato, per oltre 800 kg, è stato giudicato non idoneo al consumo umano e quindi distrutto. Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto la notte scorsa in pieno centro a Reggio Calabria un negozio di prodotti biologici. Nessuna ipotesi viene esclusa sull'origine del rogo. I danni provocati dal dissesto idrogeologico e dalla fauna selvatica si ripercuotono inevitabilmente sulle coltivazioni in Calabria. Ecco perché gli agricoltori calabresi hanno chiesto in un incontro che si è svolto alla Mezzia Terme interventi urgenti per contrastare la grave situazione. Vediamo. Tutela e prevenzione, le parole d'ordine pronunciate dagli agricoltori calabresi che a gran voce hanno chiesto interventi per contrastare i danni del dissesto idrogeologico e della fauna selvatica. Nella conferenza stampa voluta da CIA, Agricoltori Italiani e UNCI, Unione Nazionale Comuni Italiani, i temi affrontati non sono stati emergenza e improvvisazione nella gestione delle calamità, a cui si somma la richiesta dell'istituzione di un ente unico che assolva tutte le funzioni di salvaguardia ambientale e che soprattutto formi personale qualificato agli interventi di manutenzione in caso di necessità. Noi insistiamo sulla necessità, insomma, che attraverso naturalmente un'azione capace, insomma, di sopperire all'abbandono delle aree interne, insomma, gli agricoltori possono avere un ruolo determinante, insomma, a ciò che il territorio venga recuperato. Pensiamo effettivamente a quanto veniva fatto nel passato per la manutenzione dei territori e quanto oggi si potrebbe fare nell'ambito del ricambio generazionale, dove c'è la cultura degli anziani e i giovani che attraverso la multifunzionalità possono avere un ruolo attivo naturalmente. Quindi non chiediamo soltanto interventi, ma mettiamo a disposizione strumenti e energie
a ciò che insomma, queste problematiche oggi sono diventate cruenti attraverso anche questi aumento del dissesto idrogeologico possano essere superati. Agricoltori, il paese che vogliamo, territorio, infrastrutture e innovazione è il tema del convegno che si è tenuto nella sala conferenze di Union Camere Calabria alla Mezzia Terme per presentare e discutere le linee guida redatte nel documento che sarà consegnato il 29 novembre prossimo al governo centrale. La Calabria si è rivelata, e purtroppo le immagini degli ultimi giorni lo hanno dimostrato ancora di più, una regione molto fragile da un punto di vista idrogeologico, e quindi diventa fondamentale, alla luce anche di questi cambiamenti climatici, quindi di periodi in cui si alternano magari periodi siccitosi invece a periodi in cui abbiamo delle quantità di acqua concentrate in pochissime ore. È fondamentale che il territorio sia pronto a questi eventi. Il prossimo 29 novembre è prevista a Roma un'assemblea generale in cui si discuterà della definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio nazionale. Ecco perché si parte dalla nostra regione per aprire, se mai ce ne fosse bisogno, un vero e proprio tavolo tecnico per fronteggiare una volta per tutte le problematiche denunciate da chi alle nostre latitudini fa muovere l'economia. Chiediamo il ripristino di quelle competenze su unici soggetti che a nostro avviso ci sono già. Sono i consorzi di bonifica, bisogna solo renderli più trasparenti, gestiti dagli agricoltori stessi che sono gli attori principali e i fruitori principali di questi lavori che si vanno a fare come un tempo la bonifica è stata fatta con i consorzi di bonifica, per questo si chiamano consorzi di bonifica. A Vibo adesso, perché si è insediato il nuovo Consiglio provinciale, il neopresidente Solano ha tracciato le linee guida. Vediamo. Con il giuramento del Presidente e l'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio è partita la nuova stagione politico-amministrativo dell'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, una stagione che già alla sua partenza segna un dato politicamente storico. Salvatore Solano, infatti, è il primo presidente dichiaratamente esponente di centrodestra che va a ricoprire questa carica sin dall'istituzione della nuova provincia. Ad affiancarlo nel ruolo di vicepresidente il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, Giuseppe Policaro, rappresentante della lista civica Vibo Unica, il cui leader Stefano Luciano, dopo aver appoggiato l'elezione del sindaco Costa, è ora passato all'opposizione, sebbene rimanga lo stesso nel centrodestra, avendo stretto un accordo politico con i sovranisti. Primo discorso del presidente insediato, un discorso che mette a fuoco le responsabilità, ma che chiama anche alla collaborazione. Naturalmente iniziamo un nuovo corso, un nuovo percorso che spero possa dare quel contributo affinché si possano risolvere tutti i problemi che purtroppo la provincia sta subendo da qualche anno. Lo spirito di collaborazione è chiesto anche con un coinvolgimento diretto dei colleghi sindaci. Ma bisogna partire dai sindaci, dagli amministratori, perché sono coloro che giornalmente si impegnano per risolvere determinate problematiche. Insieme a loro io sono convinto che riusciremo a trovare quella collaborazione, quella sinergia per risolvere tutte le problematiche. Siamo allo spettacolo. Gianfranco D'Angelo, Marisa Laurito, Barbara Buscè, Corinne Clery sul palco del Rendano per la prima della rassegna all'Altro Teatro, la commedia brillante Quattro donne e una canaglia, un intreccio di storie sentimentali e di colpi di scena ha divertito il pubblico cosentino. Gianluca Pasqua. E dai le notizie! Cara amica mia, le notizie le dai prima a me, perché io sono l'amante legittima. Gli applausi finali al termine dello spettacolo Quattro donne e una canaglia dovrebbero essere soltanto per Walter, una standing ovation meritatissima per il protagonista, un uomo che si è fatto in quattro per le sue donne, l'ex moglie Barbara, la moglie Brigida, l'ex amante Catherine e la giovanissima Roberta. Walter è sì una canaglia, ma mettetevi nei suoi panni, se già stare accanto a una donna è complicato, figuriamoci dividersi tra quattro. Con quattro è impossibile, però in questa commedia cerco di cavarmela, anche se poi quattro donne mi accusano, mi mettono sotto processo e io mi difendo dicendo: con quattro donne un uomo non può essere colpevole, è soltanto una vittima.
Sul palco del Rendano Walter ha cercato in tutti i modi di cavarsela di trascorrere il giorno del suo compleanno senza spargimenti di sangue. La trappola, tesaglia dalla furba moglie, però lo ha messo a dura prova. Io sono moglie e non mollo l'osso blechi come molte donne borghesi italiane che pur di avere un uomo che sta lì immobile anche se c'ha amanti contro amanti, insomma niente, resta lì fissa. Peraltro questa è una moglie molto furba perché riesce a, come dire, a tenere tutto sotto controllo e fa incontrare tutte le altre in modo che tutte le altre mollano l'osso e resta lei da sola come sempre. Ed eccole le altre due ex che animano la scena, Corinne Cléry e Barbara Boucher, partecipano alla festa a sorpresa che rischia di rompere il decennale equilibrio perfetto creato da Walter. Ma cos'ha di speciale questa canaglia per tenervi tutte e quattro incollate? Ma è un uomo e quindi vabbè è molto canaglia. Devo dire che di tutti gli uomini che ho conosciuto lui è il più canaglia di tutti, le batte tutti, però è molto simpatico. Io infatti mi sono liberata, però mi sono messo a casa loro. Quindi metto la bocca su tutto e come fosse ancora mio marito. L'ho fatto diventare la seconda moglie, la mia migliore amica. No, un infarto fino a un po'. Cara. Sì? Sì. Aspetta, e che cosa gli possiamo dare? Whisky fa bene al cuore. Acqua, anche un caffè lungo. Mi piace anche il limoncello. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Un promotore anticiclonico subtropicale abbraccia ancora l'Italia e il bacino del Mediterraneo. Le temperature rimangono ben oltre la norma, ma si apprestano a subire una graduale flessione dalla giornata di venerdì. È previsto infatti per il fine settimana un brusco raffreddamento in arrivo dalla Russia, con temperature in sensibile diminuzione su tutta la penisola. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno poco nuvoloso con nuvole in graduale aumento sui versanti ionici della regione e rilievi montuosi esposti alle correnti nord-orientali. Temperatura in diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione ovunque moderata da nord-est con mare poco mosso il Tirreno centro-meridionale, mosso quello settentrionale e il settore ionico cosentino e crotonese. Molto mosso il settore ionico basso catanzarese e reggino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.